Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva, in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Oggi è l'8 marzo e per questo naturalmente vogliamo fare gli auguri a tutte le donne e naturalmente riprendiamo questo slogan: che mondo sarebbe senza le donne. Auguri a tutte voi. Cominciamo con la voce di Rovigo. Bergantino, distretto completamente bloccato. I giostrai che lavorano a Bergantino e nei paesi limitrofi sono nella più completa disperazione. Lo afferma Tommaso Zanghini, direttore del Museo Documentario della Giostra. Tutti i Luna Park e le fiere, spiega, sono chiusi ed alcuni imprenditori e costruttori stanno ultimando le giostre sulla base di commesse fatte alcuni anni fa. Rovigo, terrificante incidente, motociclista incastrato sotto il guardrail. Vigili del fuoco e polizia locale sul posto, violento impatto contro una vettura. Tutto questo è successo alle 18:17 di ieri nella rotonda nei pressi del centro commerciale La Fattoria. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, ma di certo è avvenuto un violento impatto tra una vettura ed una moto. Coronavirus in Polesine, contagio in peggioramento, nuovi positivi oltre a quota 300, crescono ricoveri ed incidenza. Un altro bollettino che parla un aumento costante del contagio, con 102 nuove positività di residenti in Polesine. L'incidenza degli ultimi 7 giorni è pari al 4,45%. Abbiamo parlato ieri dell'avvenimento a San Bellino, frazione di Ariano nel Polesine, riguardante il Bosco di Dante. Anche Adria celebra il sommo poeta. Torna il Denta D dopo il buon successo della prima edizione. La conferenza sarà trasmessa sempre sul canale YouTube del comune. Arqua Polesine, la dea bendata fa tappa appunto ad Arqua. Vinti 40.600 euro nell'edicola tabaccheria di Fabio Fabbri, grazie al 5 al Super Enalotto. Rovigo oggi, gestione provinciale dei rifiuti, ecoambiente, 200 milioni di investimenti futuri e nuovi dirigenti da assumere. Dopo l'affidamento ricevuto dal Consiglio di Bacino, la società in-house providing del servizio integrato rifiuti ha firmato il contratto di servizio fino al prossimo dicembre 2050. Sempre su Rovigo oggi, tamponi Covid-19, c'è un encomio particolare, la Croce Verde di Adria, un servizio da 10 lode. L'accoglienza e la professionalità della Croce Verde di Adria alla casa delle associazioni. I complimenti di un utente, anche in momenti difficili si può organizzare bene, con garbo e umanità. Complimenti alla Croce Verde. Rosolina ruba un gommone con relativo motore, arrestato dai carabinieri della compagnia di Adria. L'immediato intervento dei carabinieri di Adria fa sfumare il furto di un carrello con un gommone per un ammontare di 50.000 euro, sottratto a Rosolina e recuperato fortunatamente a Taglio di Po. Dal Gazzettino Nazionale, primo piano, il rilancio dell'economia, servono 60.000 tecnici per gestire il Recovery Fund. Il pressing dei sindaci, l'ANCI ha chiesto al ministro Brunetta assunzioni e metodi di selezione veloci. Dopo il blocco degli ingressi mancano ingegneri, architetti ed esperti digitali. E sempre del Nazionale, il ministro Speranza dice: a fine estate vaccinati tutti gli italiani. Da aprile entrerà nel vivo la campagna in campo i militari e la protezione civile. Il via libera per AstraZeneca agli over 65. Infine, vaccini, i medici di famiglia sono pronti a trovare un'intesa. I rappresentanti appunto dei medici di famiglia affermano: noi ci siamo, servono spazi e personale. Domani l'incontro con la regione, siamo ottimisti, bisogna fare presto. Portotolle, un maxi piano per promuovere la cozza DOP e gli altri prodotti. Il consorzio pescatori punta ad avere un finanziamento di 200.000 euro. Calcio Serie D, amaro per le squadre polesane. Delta, trasferta amara, il Portotolle cede 1-2 sul campo del San Giorgio Sedico. E purtroppo stessa sorte per l'Adriese, ennesimo stop interno, i Granata cadono sotto i colpi dell'Arzignano Valchiampo, perdendo 3-1. Sempre per lo sport, volley Portoviro, prima sconfitta casalinga per il Delta Volley.
La squadra di Portoviro sotto di 2-7 vince il terzo e sembra poter arrivare al tie break, ma alla fine il Macerata riesce ad avere la meglio grazie alla maggiore determinazione. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!